Forse sorpresi da un'azione così fulminea, i terroristi non hanno potuto porre resistenza. La dinamica del blitz ricostruita dal comandante del GIS. Un blitz fulmineo che non ha però lasciato nulla al caso. I carabinieri del GIS, il gruppo di intervento speciale, si sono preoccupati di evitare ogni rischio di spargimento di sangue, con un occhio di riguardo anche alla struttura. La nostra prima preoccupazione è salvaguardare l'intera struttura, perché il valore artistico del campanile credo che sia noto in tutto quanto il mondo, quindi è stata la nostra prima preoccupazione questa. È stato lo stesso comandante del GIS a ricostruire l'operazione. L'intervento si è sviluppato attraverso una penetrazione di sorpresa, perché chiaramente la sorpresa in questo tipo di intervento è assolutamente necessaria, attraverso una penetrazione di sorpresa realizzata per 3 vie differenti. Una da pian terreno, una a livello intermedio, sopra la loggetta, se non sbaglio la chiamate così, e una dall'alto del campanile, che ha richiesto la scalata esterna del campanile stesso. Quanti uomini avete trovato all'interno e cosa avete trovato? 6 uomini all'interno, distribuiti su, diciamo, 3 livelli diversi, 2 all'esterno dentro quel furgone blindato. Abbiamo trovato un'organizzazione di tipo militare, indossavano tutte mimetiche questi. Armi, è stata trovata un fucile mitragliatore MAB con relativo munizionamento. Il comando era particolarmente organizzato. Nel campanile avevano portato viveri per alcuni giorni, coperte, abiti di ricambio, cherosene per un piccolo gruppo elettrogeno, acqua, un trasmettitore ed un'antenna utilizzate per l'ultima intrusione di questa mattina sulle frequenze di Rai 1 per la lettura di un nuovo proclama. Ed il comandante dell'Arma, generale Sergio Siracusa, ha voluto essere presente di persona per congratularsi con i protagonisti del blitz alla caserma di San Zaccaria. C'era per noi Luca Ingegneri. Unisco naturalmente il saluto affettuoso da parte di tutta l'Arma dei Carabinieri, che al mio tramite esprime un apprezzamento per un'operazione che è stata condotta a tutti i livelli. Il comandante generale dell'Arma, generale Sergio Siracusa, è giunto appositamente da Roma per complimentarsi con i protagonisti dell'operazione. Un blitz che istituzioni e forze dell'ordine hanno organizzato e portato a termine in tempi rapidissimi. Mi ritengo molto soddisfatto, perché questo elemento, come dicevo, della tempestività, quindi della reazione a tutti i livelli, ecco. Noi abbiamo fatto una parte esecutiva, ma devo dire che la reazione è stata molto importante a tutti i livelli. Ha probabilmente sorpreso, perché non si aspettavano che lo Stato intervenisse così rapidamente, perché sono intercorse solamente poche ore, circa 3 ore, dall'allertamento telefonico al sopraggiungere di questi reparti qui a Venezia. Ed è